Buon pomeriggio a tutte e a tutte le persone collegate. Io oggi ho il piacere di partecipare a questo appuntamento della serie di Onco Club che IOM Giovani ha voluto e che il direttivo con curiosità e con interesse ha supportato, perché appunto pensiamo che sia un importante momento di confronto tra giovani, pensato per i giovani, su temi importanti per la nostra pratica clinica. Quindi io veramente sono contento oggi di questo invito e senza rubare molto tempo, visto che poi vedrete abbiamo un'agenda abbastanza fitta di casi molto interessanti da discutere. Quindi io, senza rubare tempo, cedo volentieri la parola al mio co-moderatore, che è il dottor Marco Maruzzo, del Working Group I Am Giovani, che ci introduce anche la speaker della giornata. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia e grazie per partecipare a questo evento di Onco Club che, come ha detto il professor Di Maio, voluto da IOM Giovani e fortemente sostenuto dal consiglio direttivo di IOM. Oggi abbiamo l'occasione di confrontarci e di discutere assieme del tema della neoplasia prostatica. Sarà un incontro che cercheremo di fare il più interattivo possibile. Siamo in tanti, quindi sentitevi liberi di utilizzare la chat per fare domande, per fare osservazioni che sfrutteremo nella parte di discussione assieme. Per introdurci al tema e per raccontarci quattro casi clinici che abbiamo selezionato per voi in quattro contesti differenti. Oggi abbiamo Sara Inguglia, che ringrazio, giovane neospecialista che lavora all'oncologia dell'ARNAS civico di Palermo e a cui cedo direttamente la parola per iniziare. Prego, Sara. Grazie Marco, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Devo dire, ho partecipato agli altri Oncoclub, sono stati davvero interessanti e spero siano di stimolo, di riflessione per tutti quanti, nell'ottica veramente di cercare di formare magari anche gli specializzandi che non sono al momento ancora avvezzi alla gestione del tumore della prostata, quindi a scopo veramente educazionale. Allora, parliamo appunto di carcinoma della prostata oggi e cerchiamo di parlarne nel modo direi più concreto possibile, cioè attraverso appunto degli scenari clinici. Lo ha già anticipato Marco, parleremo di quattro scenari clinici che cercano di coprire la malattia dal setting localizzato fino al setting metastatico e cerchiamo di ricordarci che però in realtà gli scenari clinici per l'appunto nel tumore della prostata sono molteplici e direi tendono tra l'altro a moltiplicarsi di anno in anno, quindi non riusciremo certamente a coprire tutta la patologia, però ci selezioniamo cioè ci concentriamo su una serie di casi clinici che sono spesso oggetto di discussione in sede multidisciplinare e che per l'appunto spero siano stimolo ad una riflessione ed in particolar modo parliamo di malattia non metastatica ad alto rischio e vedremo che cosa significa alto rischio. Analogamente di recidiva biochimica, nuovamente ad alto rischio e vedremo cosa significa alto rischio nel contesto della recidiva biochimica e parleremo ovviamente di malattia metastatica ormonosensibile, in particolar modo ad alto volume, vedremo cosa significa volume di malattia e infine parleremo della malattia metastatica resistente alla castrazione un po' in tutte le sue fasi di sviluppo. Direi che l'obiettivo principale della presentazione, che è anche un po' il fil rouge che collega tutti i casi clinici, è quello di portare a casa il concetto che non tutti i tumori della prostata sono uguali. E forse più che in altre neoplasie direi è importante, è proprio fondamentale imparare a stratificare il rischio, conoscere l'aggressività della neoplasia per scegliere da un lato il miglior approccio diagnostico, ma d'altra parte ovviamente soprattutto il miglior approccio terapeutico evitare fondamentalmente overtreatment e undertreatment. Iniziamo appunto con il primo caso clinico, che è quello della malattia non metastatica ad alto rischio. Allora, il nostro paziente ha 67 anni, è in buone condizioni cliniche generali, iperteso e dislipidemico. Su indicazione del medico curante segue degli esami ematochimici di routine, tra cui il PSA che risulta elevato.
Viene pertanto avviato a valutazione urologica, all'esame obiettivo c'è un nodulo duro al lobo prostatico di sinistra, sospetto appunto all'esame obiettivo, per cui l'urologo pone indicazione a degli approfondimenti diagnostici e in particolar modo una risonanza magnetica multiparametrica della prostata che va ad evidenziare una lesione sospetta in senso eteroplastico e con una sospetta estensione extracapsulare, quindi quello che poi nella stadiazione TNM sarebbe una neoplasia T3A, e viene avviato chiaramente a biopsia con conferma del sospetto diagnostico e quindi con riscontro di un adenocarcinoma della prostata Gleason 8 con più del 50% dei frustoli positivi. Allora, già da questa slide si evincono tre elementi fondamentali che sono quelli evidenziati in rosso, che sono la valutazione del PSA, la valutazione delle tramite risonanza magnetica multiparametrica e ovviamente il Gleason score. Questi tre elementi sono alla base di qualsiasi iter diagnostico dei tumori della prostata localizzati. E lo sono perché sono a loro volta alla base della stratificazione del rischio tramite classificazione di rischio d'amico. La classificazione di rischio d'amico è appunto una classificazione che nel tumore della prostata localizzato mi permette di suddividere i tumori della prostata semplificando moltissimo in tre categorie. Un basso rischio in cui il PSA è inferiore a 10, il Gleason è inferiore a 6 e lo stadio è T1 T2A. Un rischio intermedio che a sua volta è suddiviso in favorevole e in sfavorevole, ma in cui sostanzialmente il PSA è tra 10 e 20, il Gleason è 7 e lo stadio è tra T2B e T2C. E un alto rischio in cui il PSA invece è superiore a 20, il Gleason è compreso tra 8 e 10 e abbiamo quantomeno un'infiltrazione della capsula prostatica, quindi una lesione stadiata come almeno T3A. E perché è fondamentale stratificare il rischio? Lo abbiamo accennato all'inizio della presentazione, è fondamentale perché guiderà il clinico nella scelta dell'imaging appropriato e ovviamente della migliore strategia terapeutica. Partiamo dal basso rischio, nel basso rischio è anche basso il rischio di presentare metastasi a distanza. Non è necessario proporre un imaging con TAC e scintigrafia ossea, la risonanza magnetica multiparametrica è sufficiente. E soprattutto dobbiamo ricordarci che dal punto di vista terapeutico la sorveglianza attiva, la prostatectomia radicale e la radioterapia esterna presentano fondamentalmente gli stessi tassi di sopravvivenza cancro specifica, per cui è fondamentale valutare con il paziente le sue preferenze e la reale, direi, necessità del trattamento, soprattutto alla luce di quella che è l'aspettativa di vita dei pazienti. Nel rischio intermedio cambiano un po' i giochi, soprattutto nel rischio intermedio sfavorevole, TAC e scintigrafia ossea di stadiazione diventano fondamentali. La sorveglianza attiva esce fuori dai giochi, appunto, e abbiamo spazio invece per la prostatectomia radicale associata o meno alla linfoadenectomia, e questo dipende soprattutto da una serie di normogrammi che valutano il rischio di metastasi linfonodali. O in alternativa viene proposta la radioterapia esterna associata o meno alla terapia ormonale, prevalentemente nell'intermedio sfavorevole. Guardando invece l'alto rischio, diciamo come si evince dalla tabellina, l'imaging preferito è rappresentato dalla PET-PSMA e dal punto di vista terapeutico verrà proposta o la prestatectomia radicale associata alla linfoadenectomia o la radioterapia esterna in associazione al trattamento ormonale. Ritornando al nostro paziente, questo è un paziente che presenta un Gleason 8 e un'estensione extracapsulare, quindi effettivamente è un alto rischio. E sulla scorta di quel che ci siamo detti verrà proposta una PET-PSMA che evidenzia la captazione in sede prostatica, ma anche una captazione linfonodale in sede locoregionale, quindi un linfonodo iliaco interno di sinistra. E dopo discussione multidisciplinare si propone una radioterapia associata alla terapia di deprivazione androgenica per 36 mesi. Allora, entriamo nel merito di queste scelte, cioè perché io nel paziente che ha un tumore della prostata ad alto rischio preferisco la PET-PSMA rispetto alla TAC e alla scintigrafia ossea. Allora, la ragione è prevalentemente legata ai risultati di uno studio che si chiama Studio Pro PSMA, che ha effettivamente dimostrato, in particolar modo nei pazienti ad alto rischio,
che proporre che la PET-PSMA rispetto alla TAC e alla scintigrafia ossea presenta una maggiore accuratezza, sensibilità e specificità, quindi in altri termini permette di identificare delle lesioni che non sono rilevabili all'imaging convenzionale. E questo cosa comporta? Ha un impatto sulla stadiazione, quindi può modificare lo stadio clinico determinando il cosiddetto fenomeno della migrazione di stadio. E il che a sua volta influenza il trattamento, perché chiaramente in un modo io vado a trattare un paziente metastatico, in un altro modo andrò a trattare un paziente localizzato o localmente avanzato. Piccola nota all'atere, ma fondamentale, io in realtà non ho nessun dato in merito a quali sia l'outcome clinico di prendere una decisione terapeutica sulla base del fenomeno della migrazione di stadio, cioè in altri termini un paziente che è magari stadiato con PET-PSMA, presenta una malattia oligometastatica, in cui io propongo un trattamento di prima linea, non so se abbia un reale vantaggio rispetto allo stesso paziente che è stadiato con un attacco e una scintigrafia ossea, viene sottoposto invece ad un trattamento potenzialmente meno invasivo. Sulla scorta di tutto quello che ci siamo detti, ovviamente però ragionevole andare a proporre la tecnica maggiormente accurata per la stadiazione dei nostri pazienti, che quindi fornisce maggiori informazioni e quindi anche delle scelte terapeutiche più consapevoli, e questo è quello che chiaramente suggeriscono le linee guida IOM. Veniamo invece alla scelta terapeutica. Dall'algoritmo delle linee guida IOM si evince o la radioterapia esterna associata al trattamento ormonale o la prostatectomia radicale associata alla linfoadenectomia pelvica. Sono due strategie estremamente valide, non so quale sia superiore, quale sia non so qual è la migliore tra le due strategie, stiamo diciamo aspettando i risultati dello studio SPCG15. E certamente, diciamo, questo però è forse più un'opinione personale, tendo a proporre maggiormente radioterapia esterna e terapie ormonali in questi pazienti, perché spesso nel paziente ad alto rischio sottoposto a prostatectomia radicale e linfoadenectomia poi mi ritrovo con quei fattori di rischio che spingono un po' a proporre anche una radioterapia o un'ormonoterapia adiuvante, e in assenza di dati di confronto, non so se si tratti di un overtreatment e non so, però certamente so che è un sovraccarico di effetti collaterali per il paziente. D'altra parte, ovviamente, la prostatectomia radicale e la linfoadenectomia è estremamente valida come opzione, uno perché mi permette una stadiazione accuratissima del paziente, soprattutto per quanto riguarda il dato linfonodale, e quindi so esattamente con che tipo di patologia mi sto confrontando, e in più può essere magari la scelta preferita quando ho una sintomatologia genito-urinaria prevalente nel paziente. Quando propongo la radioterapia, associo l'ormonoterapia. L'ormonoterapia va associata per 18-36 mesi, questo perché ho due studi, uno che ha confrontato 36 mesi versus 6 mesi con un vantaggio di 36 in overall survival, e poi ho un secondo studio che ha confrontato 36 versus 18 con una sostanziale sovrapponibilità in overall survival, ma un vantaggio di 36 mesi in relapse-free survival. Inoltre, diciamo, la popolazione inclusa in questo secondo studio non era very high risk, nel senso che erano pazienti generalmente con un singolo fattore di rischio, quindi se è possibile stirare fino a 36 mesi, e sono le condizioni del paziente e i fattori di rischio che ci guidano, è un'opzione assolutamente percorribile. Chiaramente non so se prolungare oltre i 36 mesi possa dare un vantaggio in questi pazienti. Un ultimo accenno prima di passare al secondo caso clinico, riguarda lo studio Stampede, o meglio riguarda il fatto che, se ci ricordiamo bene, quando abbiamo fatto la PET-PSMA al nostro paziente, oltre alla captazione in sede prostatica, captava anche un linfonodo. Questi pazienti nello studio Stampede sono pazienti very high risk, quindi pazienti diciamo localmente avanzati, in cui sembrerebbe che aggiungere l'abiraterone alla terapia androgeno deprivativa alla radioterapia fornisca un vantaggio ulteriore in sopravvivenza. Questa strategia effettivamente non è in atto rimborsata in Italia, ma diciamo, ci tenevo a sottolinearla, uno perché ci sono vari studi che stanno valutando gli ARPI in questo setting, e so che sono in corso, e in secondo luogo perché rientra un po' nel calderone, diciamo, del concetto dell'intensificazione precoce, cioè dell'utilizzare quanto prima nei tumori della prostata localizzati aggressivi i farmaci più efficaci, che è un po' anche un filone di ricerca appunto del tumore della prostata.
E con questo ho concluso il primo caso clinico. Grazie. Facciamo un rapidissimo commento, direi, dopo ogni caso, così abbiamo quello che ci siamo immaginati in questi momenti, lo diciamo a fresco. Non vedo domande in chat, in realtà. Ok, Marco ricorda a tutti che possono fare le domande. Allora, Marco, io ti lascio subito la parola, volevo fare un velocissimo commento. Penso che abbia fatto molto bene Sara a sottolineare, per esempio, l'esistenza di queste raccomandazioni intersocietarie, tra l'altro, quindi che non sono soltanto frutto del lavoro di ION, ma che hanno coinvolto necessariamente tutti quanti gli altri specialisti, perché poi diciamocelo, in questo stadio, in questi stadi precoci, chiaramente spesso anzi quasi sempre gli altri specialisti che affrontano l'iter diagnostico. Dicevo, è molto importante queste raccomandazioni sulla PET PSMA, perché tu citavi il discorso del rischio di overtreatment e di undertreatment, però ricordiamoci che a volte l'inappropriatezza può stare pure negli esami diagnostici, perché giustamente bisogna fare gli esami quando sono richiesti, ma anche eventualmente risparmiarli quando non lo sono. E quindi, per esempio, un basso rischio può non fare appunto la PET PSMA, quindi non PET PSMA indiscriminatamente a tutti, ma praticamente soltanto nei casi stratificati sulla base del rischio. Mi faceva piacere sottolineare questa cosa e poi giustamente hai parlato di terapia ormonale, so che dopo avremo occasione anche di insomma, tornare sul discorso della gestione dei pazienti in terapia ormonale, anche eventualmente dell'importanza di valutare la salute dell'osso, perché tu parlavi di durata insomma di 18-36 mesi, non dimentichiamoci quanto questo possa avere un impatto insomma negativo su vari aspetti, ma in particolare sull'osso, e quindi come questo debba essere sempre in testa ai nostri pensieri quando pianifichiamo poi la gestione di questi pazienti, se vogliamo garantire appunto una gestione ottimale. Non rubo altro tempo, do la parola a Marco, così stiamo nei tempi. Io concordo su tutto, non credo di dover aggiungere altro. Ha fatto benissimo Sara a parlare di appropriatezza, a parlare di indicazioni, ha fatto bene Massimo a ricordarlo, soprattutto in un contesto in cui possiamo trovarci con una PET PSMA che non è diffusa in tutto il territorio, che non ha la stessa capacità di accesso, quindi l'appropriatezza, ma a volte può voler dire che se la dedichiamo a un paziente a basso rischio potremmo escludere o mettere in lista d'attesa un paziente che magari ne ha più necessità per arrivare a una definizione del percorso. L'altra, e credo che questo ci aiuti anche a riflettere sulla necessità di considerare anche in queste fasi precoci, questo unitamente all'intensificazione precoce di trattamento, con l'aggiunta di, secondo Stampede, con i dati di abiraterone, ma che non sono rimborsati al momento in Italia, ma con altri dati che arriveranno, ecco, questo ci dà credo un altro spunto di riflessione che è quello di dire anche in queste fasi precoci che una volta noi oncologi tendevamo a scotomizzare in qualche modo, a non vedere perché erano regno e territorio di urologi e radioterapisti, serve la multidisciplinarietà vera perché queste cose le dobbiamo decidere, le dobbiamo fare assieme, le dobbiamo fare soprattutto quando vogliamo trattare pazienti per tempi magari molto lunghi o addirittura arrivare alla guarigione, come in questo caso, avere un'ottica di, come dire, prospettiva su quello che faremo. Quindi assolutamente interessante Sara e assolutamente pertinente. Se ragazzi, chi è collegato, ci sono domande, utilizzate tranquillamente la chat per fare le domande, così le leggiamo e le proponiamo a Sara. E finché voi ci pensate, eventualmente noi possiamo procedere intanto con il secondo caso clinico. Prego, Proseguo. Sara. Allora, adesso parliamo di recidiva biochimica e in particolar modo di recidiva biochimica ad alto rischio. Allora, il nostro paziente, in questo caso è un uomo di 66 anni, che viene sottoposto ad una prostatectomia radicale ed una linfoadenectomia pelvica per un adenocarcinoma della prostata che veniva classificato come intermedio sfavorevole, quindi un CT2C, un PSA di 12 circa e un Gleason 4 più 3, con più del 50% dei frustoli positivi. All'esame istologico definitivo, poi questo tumore in realtà risulta sia un po' più avanzato che anche un po' più aggressivo, il che non è sorprendente, l'abbiamo detto prima, la tecnica diagnostica per eccellenza alla fine è la chirurgia di stadiazione, mi viene da dire, ed effettivamente ci ritroviamo di fronte ad un adenocarcinoma della prostata che è Gleason 8 e ha un'infiltrazione extracapsulare e anche un margine positivo. Non vi sono i criteri stringenti per un trattamento adiuvante, quindi va a follow-up con PSA che viene valutato trimestralmente.
E il PSA, vediamo, sale molto rapidamente perché a 6 mesi è già 0,12, che per gli americani è praticamente già una recidiva biochimica, e a 9 mesi è schizzato a 0,82 e a 10 mesi è 1,24. Viene proposta una PET PSMA che mostra una captazione in loggia prostatica ma assenza di metastasi a distanza. E ci troviamo quindi fondamentalmente di fronte a un quadro di recidiva biochimica associata ad una captazione in loggia prostatica. Allora, cos'è la recidiva biochimica? La recidiva biochimica è una condizione in cui il valore del PSA incrementa al di sopra di 0,2 nanogrammi millilitro in 2 misurazioni consecutive dopo prostatectomia radicale. Oppure dopo radioterapia è una condizione in cui il PSA aumenta di almeno 2 nanogrammi millilitro rispetto al nadir post radioterapia ovviamente. Allora, quando ci troviamo di fronte ad una recidiva biochimica, sono due le domande che dobbiamo avere in mente. La prima è in merito alla localizzazione, cioè dobbiamo chiederci se la recidiva sia esclusivamente biochimica o meno. La seconda è in merito all'aggressività, cioè dobbiamo conoscere quanto è aggressiva la nostra recidiva biochimica e quindi conoscere quali sono i fattori di rischio, che mi vanno a definire questa aggressività. Allora, per rispondere alla prima domanda, quindi in merito a se la recidiva sia soltanto biochimica o meno, ci viene nuovamente in aiuto la PET PSMA, il cui utilizzo in questo setting in realtà è prevalentemente validato da una serie di studi che hanno dimostrato che utilizzare la PET PSMA in questo setting permette di pianificare meglio la radioterapia di salvataggio. Ed è anche comunque un setting in cui si può verificare la migrazione di stadio e quindi influenzare la scelta terapeutica. Per rispondere invece alla seconda domanda, quindi in merito all'aggressività della malattia, della recidiva, il mantra è che non tutte le recidive biochimiche sono uguali ed è una cosa che bisogna aver ben chiara in mente. Noi abbiamo tre parametri prevalentemente che dobbiamo guardare, che sono il tempo alla recidiva, il Gleason score e il PSA doubling time. Si evince bene dalle curve che se io ho una recidiva biochimica che si verifica oltre i 3 anni dall'intervento chirurgico, è molto improbabile che il mio paziente sia deceduto per il suo tumore della prostata a 10-15 anni. Viceversa, il rischio aumenta se la recidiva è entro 3 anni e anche se non si vede dalla curva, aumenta significativamente se la recidiva è entro 1 anno. Vanno meglio i pazienti che hanno un Gleason inferiore a 7 rispetto ai pazienti che hanno un Gleason compreso tra 8 e 10, e venendo invece al PSA doubling time, per ultimo ma non per importanza, intanto che cosa è? Il PSA doubling time è un calcolo logaritmico che permette di valutare la velocità con cui il PSA raddoppia il suo valore, e se il PSA doubling time è superiore a 15 mesi, nuovamente è associato ad una prognosi favorevole. Se il PSA doubling time è inferiore a 3 mesi, invece la prognosi è estremamente sfavorevole. Diciamo, questi fattori poi vengono un po' riassunti nella classificazione di rischio EAU, che va appunto a suddividere i pazienti in basso rischio e alto rischio in termini di recidiva biochimica, e lo spartiacque, soprattutto il PSA doubling time superiore o inferiore ad 1 anno, e ovviamente l'E subgrade inferiore o superiore a 4. Ritorniamo al nostro paziente che effettivamente, se guardiamo bene, ha tutti i fattori di rischio di cui abbiamo parlato prima, quindi è certamente una recidiva biochimica ad alto rischio, ma come sempre noi ci dobbiamo chiedere che cosa ce ne facciamo di queste informazioni, cosa mi serve sapere che la mia recidiva è ad alto rischio. Mi serve perché, come sempre nel tumore della prostata, la stratificazione del rischio guida la decisione terapeutica. E queste sono l'algoritmo delle linee guida IOM. E come vedete le opzioni sono svariate dal punto di vista terapeutico, però forse per portare a casa un concetto, quando abbiamo una recidiva biochimica, la domanda che uno si deve porre è sufficiente in questo tipo di pazienti proporre un trattamento locoregionale, per esempio su loggia prostatica e pelvi, o è necessario associare anche un trattamento sistemico? O ancora, posso proporre invece solo un trattamento sistemico in questi pazienti? E diciamo per semplificare, in un paziente che dopo prostatectomia radicale è andato incontro a recidiva biochimica e non ha fattori di rischio maggiori, un trattamento radioterapico su loggia prostatica e pelvi può essere sufficiente con
però valori di PSA che siano inferiori a 0,5 nanogrammi millilitro e ancor meglio 0,25, perché valori maggiori di PSA tendono ad essere associati ad una progressione sistemica, micrometastatica della malattia. In presenza di fattori di rischio, invece, alla radioterapia tendo ad associare un trattamento sistemico e in particolar modo ovviamente la terapia di deprivazione androgenica, generalmente short course, 6 mesi, in accordo con lo studio sport. Dopo radioterapia, sappiamo che nella pratica reirradiare la prostata è molto complesso, quindi generalmente viene proposto trattamento ormonale con schedula intermittente, quindi stop and go, con sospensione appunto del trattamento radiante del trattamento ormonale appena si ottiene un controllo biochimico di malattia. Una nota in più è in merito al fatto che se leggete più volte viene citata l'osservazione. Allora, l'osservazione dipende dal fatto che io in questo setting in realtà non ho studi prospettici randomizzati che abbiano validato l'utilizzo della radioterapia di salvataggio versus l'osservazione, soprattutto nei pazienti a basso rischio. Quindi non si può escludere che ci siano un sottogruppo di pazienti a basso rischio in cui anche la radioterapia possa potenzialmente rappresentare un overtreatment. E ci sono degli studi in corso che stanno proprio cercando di rispondere a questa domanda. Diciamo, noi in quanto oncologi siamo forse un pochino più interventisti, quindi l'osservazione in questo setting viene proposta di rado, ma comunque non va dimenticata come opzione. E per complicare ovviamente ulteriormente la situazione, adesso subentra lo studio EMBARK con la valutazione dell'utilizzo dell'enzalutamide appunto nel setting della recidiva biochimica. L'enzalutamide è stata per l'appunto approvata adesso a luglio del 2025 nei pazienti con recidiva biochimica ad alto rischio, attenzione, non idonei alla radioterapia di salvataggio. E questo prevalentemente sulla base appunto di questo studio che ha dimostrato, diciamo che ha incluso pazienti con recidiva biochimica ad alto rischio, dove l'alto rischio in questo caso era definito come un PSA superiore ad 1 e un PSA doubling time inferiore a 9 mesi, e in cui i pazienti venivano randomizzati ad enzalutamide più ADT versus ADT versus enzalutamide in monoterapia. Primary endpoint, la metastasis free survival, che sappiamo essere un ottimo endpoint surrogato di sopravvivenza globale in questo setting di malattia. E le curve, diciamo, sono positive, il primary endpoint è stato raggiunto in entrambi i bracci, quindi sia quello della enzalutamide in associazione all'ADT, sia quella della sola enzalutamide, con hazard ratio differenti e profili di tossicità differenti. E quindi ritorniamo al nostro paziente che effettivamente ha una recidiva biochimica ad alto rischio, rispecchia i criteri di inclusione dello studio EMBARK e dopo discussione multidisciplinare viene effettivamente proposta quindi l'enzalutamide in associazione all'ADT. E allora, l'oncologo e il radioterapista, diciamo, sono d'accordo su questa decisione, si evince dal fumetto. E perché sono d'accordo? Se pensiamo, diciamo, che la recidiva biochimica alla fine è sempre stato campo prevalentemente di lavoro più del radioterapista che dell'oncologo. Sono d'accordo perché se ci pensiamo bene, questo non è un paziente che interessa poi così tanto il radioterapista, perché è un paziente con un PSA, valore assoluto superiore ad 1, è un PSA doubling time inferiore a 9 mesi, quindi espressione di una malattia sistemica, potenzialmente micrometastatica, e quindi in cui il razionale dell'utilizzo di un trattamento sistemico forse è più solido dell'utilizzo della radioterapia in loggia e pelvi. E quindi qui ho diciamo, i take-home messages dei primi due casi clinici del setting localizzato. Allora, bisogna tenere in mente che quando si pensa al tumore della prostata, il TNM non basta, si misura in due dimensioni questa malattia. Oltre il TNM va considerato il Gleason, il PSA, valore assoluto, e il PSA doubling time. La PET-PSMA è fondamentale, ne abbiamo parlato, può permettere di rivedere, diciamo, ci permette di rivedere la stadiazione e quindi potenzialmente modificare la strategia terapeutica. Non tutte le recidive biochimiche sono uguali, alcune potenzialmente richiedono la sola osservazione e altre, come nel nostro caso clinico, invece un intervento tempestivo. E proprio in termini, parlando di tempestività, abbiamo accennato prima all'intensificazione precoce, l'abbiamo visto con lo studio Stampede, e quindi con l'abiraterone nei pazienti very high risk, ma lo vediamo anche con lo studio EMBARK, e quindi con l'enzalutamide nel setting della recidiva biochimica ad alto rischio. E con questo ho concluso il secondo Grazie. caso.
Grazie Sara. Io penso che sia stato anche questo un caso molto istruttivo. Il messaggio che mi porto a casa e che spero si portino a casa pure tutte le decine di persone collegate è che in questo tumore in particolare, ma in generale chiaramente in molti tumori, la discussione tra specialisti diversi non è soltanto una cosa da fare all'inizio del percorso alla diagnosi, ma in vari momenti della malattia. Per esempio, appunto, un altro snodo è questo qui della recidiva e abbiamo visto come appunto le eventuali nuove indicazioni, i nuovi studi, eccetera, possono anche modificare di anno in anno quelle che erano decisioni che magari erano scontate tempo fa e che oggi non lo sono più. Assolutamente. Una domanda per te, più che altro un commento per te, ma anche per Marco. Hai fatto vedere lo studio Embark che c'aveva quel braccio, in verità che ci ha un po' incuriosito quando è stato presentato, cioè il braccio con la sola enzalutamide senza l'ADT. Il paziente del caso per il paziente del caso è stata scelta, diciamo, la terapia di combinazione. È possibile in teoria considerare anche la terapia con la sola enzalutamide. Che ne pensi di questo? Pensi che È sia una una cosa in alcuni strategia. casi utile? E Sì, poi soprattutto nel paziente giovane, verosimilmente per il discorso della compromissione inevitabile con l'ADT di tutta quella che è la sfera sessuale. È più il profilo di tossicità che cambia. Gli SRS l'abbiamo visto, sono un po' differenti, sembrerebbe essere più vantaggioso comunque proporre enzalutamide insieme a terapia di deprivazione androgenica, ma anche l'enzalutamide da sola è sufficiente per ottenere un ottimo controllo di malattia. Cambia il profilo di tossicità. L'enzalutamide in termini di ginecomastia in monoterapia può dare per esempio cioè è un effetto collaterale da non sottovalutare. Forse inizialmente quando si è iniziato a parlare di questo studio l'enzalutamide in monoterapia veniva proposta come un'alternativa meno tossica. Io non la vedo realmente come un'alternativa meno tossica, la vedo più che altro come un'alternativa in cui cambiano le tossicità indotte nel paziente. diversamente tosti. Marco, tu che Diversamente pensi? tossiche. Ma no, non aggiungo nulla a quello che dice Sara. Credo che lì la considerazione sia che probabilmente in questo contesto facciamo fatica in questo momento, o meglio, non abbiamo uno standard reale di riferimento, un confronto per quelli che sono gli studi. Cambia il profilo di tossicità in termini di qualità di vita del paziente e lo cambia, secondo me, principalmente nella misura in cui noi introduciamo dei trattamenti sempre più precocemente e sempre più con la possibilità poi di ottenere potenzialmente anche la guarigione di questi pazienti, cioè pazienti che poi non avranno, eh, potrebbero guarire, potrebbero non recidivare più, potrebbero stabilizzare o, nella ipotesi probabilmente peggiore, arriviamo veramente in quella che a volte raccontiamo ai nostri pazienti su cui crediamo molto, che è la cronicizzazione della malattia. E in questo senso discutere e capire che cosa fare, che cosa non fare può essere estremamente interessante e di nuovo in qualche modo impatta anche sulle scelte possibili future per pazienti che dovessero poi comunque recidivare. Il fatto di sapere che siano castration sensitive o castration resistant propone opzioni, scelte terapeutiche diverse e in qualche modo, nonostante tutte le varie tutte le novità, tutte le cose, tutte le anticipazioni, poi quello che a noi oncologi in qualche modo spaventa è sempre la resistenza alla castrazione ad un certo punto, perché rimane comunque, al netto di tutto, un indicatore, un marcatore di una malattia che ha perso la possibilità di essere veramente trattata in modo efficace per tempi lunghi. Va discusso, Embark peraltro ha avuto la rimborsabilità AIFA da pochissimo, all'inizio del mese di luglio. Noi ad esempio in Veneto stiamo ancora aspettando la prescrizione, i centri prescrittori della Regione del Veneto, ad esempio. Però è chiaro che di nuovo apre orizzonti nuovi, soprattutto legati alla multidisciplinarietà, perché se facciamo enzalutamide e Embark è vero che quel paziente potrebbe poi guarire per sempre così, ma se recidiva poi enzalutamide non la riproporremo più, e quindi questa cosa la dobbiamo sapere, la dobbiamo pensare, la dobbiamo discutere. Questo è un concetto molto bello perché poi stiamo vedendo in questi anni nel tumore della prostata che l'anticipazione dei trattamenti innovativi, stadi sempre più precoci, chiaramente poi modifica la storia naturale e modifica pure le possibilità, diciamo, per il prosieguo eventualmente della storia naturale rispetto a quella che era l'evidenza disponibile fino a pochi anni fa. Quindi chiaramente questo è il rovescio della medaglia, diciamo così. Però è chiaro che se poi crediamo al concetto che i trattamenti veramente efficaci vadano anticipati quando dimostrano efficacia, allora chiaramente quando è appropriato usarli è giusto così. Assolutamente. Bene. Proseguo? Ah, sì,
Allora, passiamo alla malattia metastatica e in particolar modo alla malattia metastatica ormonosensibile ad alto volume. Allora, il nostro paziente in questo caso ha 61 anni, è in ottime condizioni cliniche generali, ha una storia familiare positiva per malattia oncologica, madre e sorella con tumore mammario. Da circa 2 mesi ha dolore lombare e dolore sacrale, è astenico, ha perso peso, viene correttamente, diciamo, indirizzato dal medico curante ad eseguire un PSA che risulta elevato, 178. Viene avviato a tutto l'iter che abbiamo già visto nei precedenti casi clinici, per cui si arriva ad una diagnosi di tumore della prostata, Gleason 8, e viene stadiato con TAC e scintigrafia ossea, che mostra multiple metastasi ossee a livello del rachide, ma anche al di fuori del rachide, e linfonodi locoregionali prostatici aumentati di dimensione. Ci troviamo quindi di fronte ad una malattia metastatica ormonosensibile, quindi una malattia con metastasi a distanza che non è andata in progressione ad un precedente trattamento di deprivazione androgenica. E queste sono un po' le 5 domande che mi sono venute in mente quando arriva il paziente da porci, diciamo, quando arriva il paziente con malattia metastatica in ambulatorio. Allora, la prima è in merito al timing, cioè noi dobbiamo chiederci se la malattia sia sincrona o metacrona, cioè se le metastasi siano comparse contestualmente alla diagnosi di tumore della prostata o successivamente. Poi dobbiamo chiederci del volume della malattia, cioè se secondo i criteri Chartid. In particolar modo noi andremo a definire una malattia ad alto volume, una malattia con metastasi viscerali o almeno 4 lesioni ossee, di cui almeno una al di fuori della colonna vertebrale o della pelvi, mentre a basso volume saranno tutte le altre presentazioni. Poi dobbiamo guardare il paziente in faccia e capire in che condizioni cliniche generali è il suo ICOG, le sue comorbidità, la sua età biologica. Dobbiamo sapere se ha dei sintomi correlati alla malattia metastatica, prevalentemente direi il dolore legato alle metastasi ossee, e poi dobbiamo sempre chiederci in merito alla storia familiare, alla biologia del tumore, quindi se siano disponibili i test, se siano stato già valutato per BRCA o meno. Allora, i primi 2 punti, quindi il timing e il volume, sono fondamentali perché ci aiutano nella stratificazione prognostica. Noi vediamo che una malattia metacrona a basso volume ha una prognosi molto superiore rispetto ad una malattia sincrona ad alto volume, mentre la malattia metacrona ad alto volume e sincrona a basso volume tendono a localizzarsi un po' nel mezzo. E come sempre la stratificazione prognostica, quindi l'aggressività, diciamo, della malattia, ci guida nelle scelte terapeutiche, l'abbiamo detto tante volte. Prima del 2015, in realtà, indipendentemente dal tipo di tumore che avevo di fronte, il trattamento proposto era la deprivazione androgenica. Dopo il 2015 invece si è lasciato spazio alle cosiddette strategie di intensificazione, cioè noi abbiamo visto che associare farmaci, molecole all'ADT fornisce sempre un vantaggio in sopravvivenza e in particolar modo in primo luogo è stato valutato il docetaxel che è risultato superiore alla sola ADT. Successivamente gli ARPI, quindi gli inibitori del pathway del recettore androgenico, e poi a partire dal 2022 è stato valutato tutto insieme, quindi ADT più docetaxel più ARPI. Però intensificare va di pari passo con personalizzare, cioè io devo sapere come e in chi intensificare. Vediamo una rapida carrellata di tutti gli studi che hanno effettivamente delle strategie di intensificazione nel setting ormonosensibile per orientarci. Per quanto riguarda ADT più docetaxel abbiamo 3 studi e fondamentalmente le informazioni che dobbiamo portare a casa è che hanno migliorato la sopravvivenza di oltre un anno, che è tanto se ci pensiamo, in una malattia metastatica, in particolar modo nei pazienti ad alto volume, mentre il beneficio sembra essere più limitato nei pazienti a basso volume. E qua vabbè, vediamo le curve, 2 studi positivi e uno negativo e una meta-analisi francamente positiva a favore appunto dell'utilizzo del docetaxel. Successivamente sono arrivati gli ARPI, vabbè, abiraterone, apalutamide, enzalutamide, darolutamide, che rappresentano ad oggi, direi, in associazione alla terapia di deprivazione androgenica, un po' il nostro standard of care, perché indipendentemente dal volume di malattia hanno comportato un vantaggio in radiological progression free survival e overall survival a fronte di un ottimo profilo di tossicità gestibile.
E qui vediamo un po' una tabella che mette a confronto le caratteristiche di questi studi e benché diciamo, non siano totalmente sovrapponibili le popolazioni incluse in termini di volume, di malattia sincrona e metacrona, se pretrattati con docetaxel o meno, l'informazione diciamo, principale è che gli hazard ratio in overall survival sono tutti estremamente positivi e aspettiamo ovviamente il dato in overall survival dello studio Aranot con la darolutamide. In atto abbiamo solo la radiological progression free survival, però diciamo, lascia sicuramente ben sperare, è verosimile che saranno anche questi dati positivi. E infine arriviamo all'ultima strategia di intensificazione, che è quella di terapia di deprivazione androgenica associata a docetaxel e associata ad ARPI, le cosiddette triplette. Due studi principali, PIS-1, quindi abiraterone, Arasens, quindi darolutamide, e queste triplette hanno mostrato un incremento della sopravvivenza globale della radiologica al PFS a confronto però con ADT più docetaxel, cioè questi studi non sono stati confrontati con il nostro, abbiamo detto, standard of care che è rappresentato dall'ADT più l'ARSI e sono ad oggi rimborsati solo nella malattia ad alto volume. E qui vediamo le curve appunto di superiorità della tripletta versus la doppietta con docetaxel. Allora, ritorniamo al nostro paziente, inquadriamolo clinicamente, un paziente con una malattia sincrona ormonosensibile, ad alto volume, ricordiamo aveva metastasi ossee anche al di fuori del rachide, molteplici, è in ottime condizioni cliniche generali ed è sintomatico per il suo dolore osseo. Le opzioni terapeutiche le abbiamo viste, vediamo come si ragiona per arrivare alla decisione terapeutica. Allora, direi che ADT e ADT più docetaxel in prima battuta vanno escluse. L'ADT, l'abbiamo visto, è risultato fondamentalmente inferiore a qualsiasi strategia di intensificazione negli studi precedenti. ADT più docetaxel è risultato sì superiore ad ADT, ma è certamente inferiore alla tripletta ADT più docetaxel più ARPI, quindi in prima battuta lo escludiamo. Le ultime due strategie sono entrambe estremamente valide, sono entrambe corrette, cioè non si sbaglia se si sceglie l'una rispetto all'altra. Il limite è che non sono confrontate tra di loro e quindi effettivamente quello che poi ci guida è un po' questo docetaxel, nel senso che vista l'efficacia dimostrata del docetaxel prevalentemente nelle malattie ad alto volume, in un paziente che ha una malattia ad alto volume, che è in ottime condizioni generali, che quindi può tollerare la tossicità della chemioterapia, che è sintomatico per dolore osseo, effettivamente la tripletta può rappresentare un'opzione estremamente valida. E nel nostro paziente effettivamente è stata proposta la tripletta in accordo con i risultati dello studio Arasens, quindi con la darolutamide. Allora, questo per quanto riguarda le scelte terapeutiche, però il paziente metastatico è un paziente complesso e non dobbiamo dimenticarci di altri, direi almeno tre elementi fondamentali, che sono quello di avviare le analisi dei geni BRCA, quello delle cure simultanee, quindi la gestione dei sintomi, il supporto alla qualità di vita e poi non dobbiamo dimenticarci del radioterapista, di chiamarlo, perché ora vedremo. Allora, per quanto riguarda il BRCA, allora, il BRCA ci aiuta nel pianificare le strategie future, cioè benché io ad oggi non abbia disponibili i PARP inibitori nel setting ormonosensibile, e ribadisco ad oggi perché in un domani verosimilmente saranno approvati, effettivamente conoscere lo stato di BRCA del mio paziente mi aiuterà comunque ad ottimizzare la terapia in caso di progressione, quindi nel momento in cui dovrò utilizzare il PARP inibitore nel setting castration resistant e inoltre mi permette di affinare la prognosi. I pazienti con mutazione BRCA sono pazienti tendenzialmente con una aggressività biologica, tendono a rispondere peggio alle terapie di prima linea, devo conoscere queste informazioni ed essere preparato nella gestione di questi pazienti. Il nostro paziente, se ricordiamo, aveva una storia familiare suggestiva di sindrome di BRCA ed è risultato effettivamente mutato su somatico, quindi sul tumore prostatico, e confermato al test germinale, quindi poi il test è stato esteso ai familiari. Ricordiamoci però anche della biopsia liquida, qualora non avessi a disposizione il somatico, la rebiopsia per mille motivi, tra cui il fatto che le metastasi sono spesso ossee e complesse, la biopsia liquida, quindi la ricerca della mutazione di BRCA nel DNA tumorale circolante, ha la sua validità, per cui va proposta ed è suggerito anche dalle linee guida IOM.
Parliamo di cure simultanee. Allora, proporre una terapia ormonale non è esattamente una passeggiata di salute, nel senso che c'è tutto un corredo di effetti collaterali da ricordare: alterazione del profilo lipidico, incremento di fattori di rischio cardiovascolari. Sono farmaci che interagiscono con moltissimi altri farmaci, quindi bisogna anche saper comunicare con gli altri specialisti. Poi è un paziente metastatico, quindi c'è bisogno di un supporto nutrizionale, una buona gestione del dolore, supporto psicologico perché c'è una compromissione di tutta la sfera sessuale. E per ultimo, ma non per importanza, la gestione della salute ossea. Noi induciamo inevitabilmente l'osteoporosi in questi pazienti e in accordo con le linee guida ESMO, noi abbiamo per esempio la fortuna di avere un ambulatorio in ospedale che gestisce tutto il profilo lipidico e l'osteoporosi nei pazienti con terapia di deprivazione androgenica. In accordo con le linee guida ESMO, alla DEX il paziente presentava un T-score inferiore a 2 ed è stato appunto avviato a terapia con antiriassorbitivi ossei, calcio e vitamina D. Il radioterapista. Allora, le indicazioni della radioterapia esistono anche nella malattia metastatica, certamente sul tumore primitivo nelle malattie a basso volume, ma vedremo non solo, poi sulle lesioni sintomatiche o a rischio di complicanze, e meno chiari oggi sono i dati sulle malattie oligometastatiche e sulle oligoprogressioni invece. Concentrandoci solo su un punto che è quello della radioterapia sul tumore primitivo, noi abbiamo uno studio che è lo studio STAMPEDE che ha mostrato che irradiare la prostata nel paziente con una malattia metastatica a basso volume dà un vantaggio in overall survival. Questo dato poi in realtà non è stato confermato successivamente nei pazienti a basso volume in un successivo studio che è lo studio PIS-1, che però ha dimostrato che irradiare la prostata ritarda la comparsa di eventi genitourinari severi. Ora, qua noi vediamo le curve del basso volume, ma in realtà anche nelle malattie ad alto volume. Per cui in realtà la radioterapia ad oggi, unendo tutte queste informazioni, viene tendenzialmente proposta nei pazienti con malattie a basso volume metastatici, ma non dimentichiamoci che possiamo proporla anche nell'alto volume, a rischio appunto di complicanze genitourinarie, e appunto ribadiamo al solito il discorso della multidisciplinarietà anche in questo setting. E veniamo ai take home messages. Allora, il paziente va stratificato, il rischio, come sempre, e quindi volume e timing delle metastasi orientano la scelta terapeutica iniziale. L'intensificazione ormai non è più opzionale, ADT da sola non è accettabile, tranne veramente che in casi, mi viene da dire, aneddotici. Però ricordiamoci che l'intensificazione deve andare di passo alla personalizzazione, perché intensificare non deve voler dire complicare, soprattutto in assenza di dati di confronto tra triplet con ADT più ARPI più docetaxel e ADT più ARPI. Dobbiamo conoscere il profilo molecolare perché ci aiuta a preparare le terapie mirate nei setting sequenziali e poi perché ci aiuta a conoscere la prognosi del mio paziente, e ovviamente non dimentichiamoci delle cure simultanee. E ho concluso con il Grazie. terzo caso. Grazie Sara, molto, molto bello e molto stimolante pure queste stimolanti, queste considerazioni che hai fatto alla fine. Io sono telegrafico nel commento, nel rispetto del tempo. Hai sottolineato come per il confronto tra la tripletta e la combinazione, diciamo, di ADT e ARSI non abbiamo un test a test, uno studio che ci dia una risposta, diciamo, definitiva. Sono tante le situazioni in questi anni, diciamo, di questo tipo. Abbiamo visto un fiorire di meta-analisi network, di tentativi di, come dire, dimostrare anche sul piano statistico quelle che a volte poi sono delle considerazioni cliniche che facciamo, come giustamente hai fatto, diciamo, applicando poi la scelta alle caratteristiche di questo paziente che era giovane, con un alto carico di malattie, eccetera. E l'altra cosa, grazie per aver ricordato pure l'importanza della caratterizzazione molecolare e in particolare del test di PRCA, perché noi in questi anni in Italia abbiamo visto come poi la velocità con la quale queste innovazioni, anche diagnostiche, vengono poi applicate in maniera omogenea sul territorio, purtroppo è abbastanza eterogenea. Quindi abbiamo centri che oggi sono già pronti a fare il test a tutti i pazienti, lo fanno in maniera ottimale, altri che si stanno attrezzando, altri che l'hanno fatto in maniera più lenta. Quindi è sempre bene in queste occasioni educazionali ricordarci, diciamo, di questa importanza. Una survey di qualche tempo fa ha documentato appunto come ci sia un panorama molto, molto a macchia di leopardo sul territorio italiano, come è capitato per altri tumori e per altri test, diciamo, negli ultimi anni.
Lascio la parola a Marco. Io aggiungo solo una considerazione ed emerge dal caso che ci ha presentato Sara al netto della gestione del trattamento della triplette. Io sono un grande fan del docetaxel da sempre, quindi su questo faccio proprio coming out, ma la cosa importante è la gestione globale del paziente. Quindi lei ha sottolineato bene le cure simultanee, lei ha sottolineato bene la salute dell'osso, perché sono pazienti che hanno delle aspettative di vita che sono 4-5 volte quelle che avevamo fino a prima dell'introduzione dei nuovi trattamenti dell'intensificazione e quindi su cui gli aspetti di qualità di vita e di salute dell'osso, un paziente che ha una prognosi magari comunque anche molto lunga e che si frattura un femore diventa un problema enorme da tutti i punti di vista e la salute dell'osso. Dobbiamo farla. Test del BRCA fatelo sempre, non fosse altro per identificare eventuali portatori di mutazioni germinali che non conosciamo e individuare delle famiglie. Succede più frequentemente di quanto non sembri. Io ricordo 5-6 famiglie che negli anni noi abbiamo trovato testando a tappeto tutti i pazienti col test somatico e arrivando poi al germinale nei positivi. Trovare una famiglia, anche se poi quel paziente non farà il PARP inibitore, anche se non arriverà, è comunque un vantaggio per la salute individuale e la salute nel senso della collettività. Quindi grazie per aver rimarcato anche questo, Sara. E andiamo, direi. Andiamo all'ultimo caso. Va bene, procedo. Allora, l'ultimo caso è relativo alla malattia metastatica nel setting castration resistant, è molto didattico, cerchiamo di ricoprire tutte le fasi della malattia castration resistant. Intanto, che cos'è una malattia metastatica castration resistant? È una malattia appunto metastatica con una progressione ad una terapia di deprivazione androgenica pur mantenendo il testosterone in setting in range castrale, quindi inferiore a 50 nanogrammi decilitro. Questo cosa implica? Che in realtà gli scenari clinici nella malattia castration resistant sono molteplici, perché potremmo avere un paziente che è in progressione solo ad ADT più docetaxel, chiaramente lo abbiamo detto, ne vediamo sempre meno e ne vedremo sempre meno, ma ancora esistono. Potrei avere un paziente che è in progressione ad ADT e ARPI, la stragrande maggioranza, oppure i pazienti in progressione addirittura a tripletta. Quindi io devo tenere sempre in considerazione cosa ho somministrato prima per scegliere cosa somministrare dopo. E qual è il problema di questo? Che io ho tantissimi farmaci approvati nel setting castration resistant, ma la sequenza ottimale non la conosco, gli studi clinici non sono comparati con degli standard of care e le popolazioni incluse negli studi nella maggioranza dei casi sono pazienti in progressione solo ad ADT e quindi che non sono state trattate con le strategie di intensificazione. E quindi arriviamo al nostro paziente che è un uomo che nel setting ormonosensibile è stato trattato con ADT più ARPI. Aveva per una malattia che era una malattia ad alto volume, di 67 anni. Aveva una storia familiare suggestiva di nuovo di sindrome di BRCA e veniva testato, l'abbiamo già detto, nel setting ormonosensibile con effettiva presenza di mutazione di BRCA2 somatica e germinale. Ed effettivamente questo è un paziente che va in progressione abbastanza rapidamente, lo abbiamo detto, sono più aggressivi dal punto di vista biologico questi tumori, ha una durata di risposta di circa 18 mesi e successivamente compaiono nuove lesioni ossee, e viene misurato il testosterone che è in range castrale e quindi ci troviamo in una progressione castration resistant. Quindi siamo in una prima linea castration resistant in un paziente che è mutato di BRCA. In questo paziente viene proposto l'olaparib a 300 mg bis in die in associazione al denosumab che ricordiamo nel setting castration resistant ha dimostrato una riduzione degli eventi scheletrici, quindi va proposto. E il paziente ha una discreta risposta di circa 10 mesi, una risposta radiologica delle lesioni ossee e anche delle linfodenopatie. Allora, vediamo quali sono gli studi che portano all'utilizzo dei PARP inibitori nella malattia castration resistant BRCA mutata. Diciamo lo studio storico lo conosciamo tutti, è il PROfound, che è uno studio che ha incluso pazienti castration resistant in progressione ad abiraterone o enzalutamide che avevano ricevuto o meno il docetaxel, suddivisi in due coorti, ma concentriamoci solo sulla coorte A, quindi quella con mutazioni di BRCA1, 2 ed ATM e randomizzati a ricevere o l'aparib oppure switch ad enzalutamide o abiraterone, il farmaco non utilizzato in precedenza.
E fondamentalmente lo studio è positivo in overall survival, ma con un grosso limite, che è proprio il braccio di confronto, perché noi sappiamo che proporre un ARPI in progressione ad ARPI non rappresenta una strategia terapeutica efficace. Quindi in realtà questa domanda non risponde, scusate, questo studio non risponde alla domanda fondamentale che è meglio in questi pazienti BRCA mutati in prima linea proporre il PARP inibitore o piuttosto proporre invece il docetaxel? E in parte risponde lo studio Triton 3, che è uno studio intelligente perché questa volta va a valutare non l'olaparib ma il rucaparib, un altro PARP inibitore, anche versus docetaxel, oltre che versus ARPI a progressione da ARPI, mostrando una superiorità del PARP inibitore. Da qui la scelta, diciamo, preferibile in prima battuta di utilizzare il PARP inibitore in questi pazienti. Ricordiamo che il PARP in realtà adesso è stato studiato in vari studi anche in associazione agli ARPI, in prima linea castration resistant. Abbiamo sia l'olaparib approvato in associazione al abiraterone nei pazienti BRCA mutati castration resistant che il talazoparib in associazione all'enzalutamide. E fondamentalmente questo sulla scorta di due studi che sono il Propel e il Talapro 2. Il Propel ha randomizzato i pazienti a ricevere olaparib più abiraterone versus abiraterone in prima linea castration resistant, primary endpoint la radiological progression free survival negli all comers, quindi indipendentemente dallo stato mutazionale di BRCA, simile il Talapro 2 con l'enzalutamide e il talazoparib. E questi studi sono positivi in radiological progression free survival negli all comers. Poi il Propel in realtà in overall survival è negativo nella intention to treat population, ma è positivo nei BRCA mutati e nei pazienti con deficit HRR. Mentre il Talapro 2 è positivo in overall survival anche nella intention to treat population, però in sintesi, se vediamo poi le analisi di sottogruppo, questo vantaggio è sempre molto trainato dai pazienti BRCA mutati, dai pazienti con alterazioni HRR. E questo che cosa ci dice in sintesi? Ci dice che effettivamente è probabile che PARP inibitore e ARPI abbiano un meccanismo d'azione sinergico che possa quindi fornire anche un vantaggio nei pazienti senza mutazioni di BRCA, ma che comunque il grosso del vantaggio è certamente trainato dai pazienti con alterazioni di BRCA o HRR. E poi va fatta una considerazione importante su questi studi, che la maggioranza dei pazienti inclusi negli studi aveva ricevuto solo la terapia di deprivazione androgenica nel setting hormone sensitive e anche sul braccio di confronto, che è l'ARPI e non è il PARP inibitore, e quindi questo stimola una riflessione, cioè è realmente necessaria l'associazione dell'ARPI al PARP inibitore nei pazienti BRCA mutati che sono in progressione ad ARPI? Non si sa. Abbiamo uno studio che è lo studio Bracaway che ha provato in parte a rispondere a questa domanda, ma è uno studio molto molto piccolo e fondamentalmente si osserva che anche nei pazienti con mutazioni di BRCA effettivamente PARP inibitore più ARPI sembra fare meglio del solo PARP inibitore, ma anche questi comunque erano pazienti che avevano ricevuto solo ADT nel setting hormone sensitive. E quindi diciamo siamo lontani da poter trarre appunto conclusioni definitive e soprattutto una combinazione anche piuttosto tossica va tenuto in considerazione, soprattutto in termini di anemia. Il paziente va in progressione e viene proposta dopo, con un incremento, sì, con una progressione ossea sintomatica, una progressione biochimica, viene proposta una radioterapia a scopo antalgico su L4 e viene proposto il docetaxel come trattamento sistemico. Si ottiene una risposta parziale, una stabilizzazione della malattia per altri 6 mesi. Successivamente il paziente va nuovamente in progressione con comparsa di metastasi epatiche e viene proposto il cabazitaxel con un ulteriore controllo di malattia per circa 5 mesi. E questo, diciamo, slide mi permette appunto di parlare dei taxani che restano nel setting castration resistant ancora oggi, quella che è un po' la colonna portante storica, mi viene da dire, sono farmaci efficaci, sono farmaci che vanno utilizzati nei pazienti che sono nelle condizioni di riceverli. Gli studi diciamo, ci lasciano un po' sforniti, nel senso che non sono studi che sono confrontati con degli standard di farmaci che utilizziamo oggi, mitoxantrone, stramostina e quant'altro. Però lo vediamo anche banalmente dalla pratica clinica, sono farmaci estremamente efficaci. E poi tra gli ultimi il CARD che ha in terza linea ha confrontato Cabazitaxel versus ARPI mostra certamente l'efficacia di questi farmaci per l'appunto in questo setting.
Arriviamo all'ultima fase della nostra malattia, perché il paziente va nuovamente in progressione dopo Cabazitaxel, ha una progressione ossea sintomatica e comparsa di ulteriori lesioni a livello epatico. Per la prima volta questo è un paziente che viene stadiato con PET-PSMA, che fino ad ora non avevamo utilizzato, e mostra una malattia che è avida di PSMA a livello osseo, a livello linfonodale, a livello epatico. Non ho delle lesioni che non captano alla PET-PSMA. E perché ci è servita questa PET-PSMA? Perché diventa poi uno strumento che ci serve per capire se il paziente è eleggibile a terapia radiorecettoriale, cioè una terapia che sfrutta una molecola che legherà effettivamente il PSMA iperespresso sulla superficie delle cellule tumorali, coniugato ad un radionuclide che rilascia queste particelle beta che determinano, diciamo, un danno al DNA cellulare tumorale. Il paziente è eleggibile. Vengono proposti questi 6 cicli di dilutazio PSMA con la classica tossicità, quindi la xerostomia e la mielotossicità, e il paziente va in risposta biochimica e radiologica per circa 8 mesi. E effettivamente quindi il Lutezio PSMA è stato approvato a marzo del 2025 nei pazienti in progressione a docetaxel e cabazitaxel o non candidabili a trattamento con cabazitaxel, sulla scorta dello studio Vision che ha per l'appunto mostrato un vantaggio in overall survival in pazienti castration resistant fortemente pretrattati, e anche sulla base dello studio Therapy che ha mostrato un vantaggio in radiological progression free survival versus cabazitaxel e una sostanziale, diciamo, sovrapponibilità in overall survival però a fronte di un alto tasso di crossover. La domanda che ci si pone è se possiamo utilizzarla prima. Uno studio ha indagato appunto se sia utile lo studio PSMA4, la terapia radiorecettoriale in pazienti naive a chemioterapia. Il vantaggio c'è in radiological progression free survival, non c'è in overall survival, ma anche qui abbiamo un elevato crossover, ma come al solito il limite è il braccio di confronto dello studio, che erano ARPI a progressione da ARPI e non il docetaxel, che è quello che forse avremmo voluto vedere. Ulteriore progressione, escape biologico, il paziente non capta più alla PET-PSMA, condizioni scadute e quindi viene avviato alle cure palliative. E arriviamo quindi alla fine del quarto caso, con i take home messages. Quindi la malattia castration resistant è una malattia eterogenea, la strategia va personalizzata, non abbiamo un algoritmo unico, dobbiamo tenere in conto della biologia molecolare, dei trattamenti ricevuti, dei sintomi e del fit clinico. Non va proposto un ARPI in progressione ad ARPI. I PARP inibitori sono efficaci certamente nei pazienti mutati di BRCA, vanno indagati meglio in associazione agli ARPI anche nei pazienti non mutati. I taxani restano una colonna portante nella gestione della malattia e il lutezio PSMA efficace nei pazienti che captano alla PSMA, e vedremo piano piano se possiamo anticiparne il suo utilizzo. E con questo ho concluso. Grazie Sara. Prima di dare la parola a Marco, io ti faccio i complimenti perché veramente sono stati 4 casi che hai scelto e che hanno consentito veramente una panoramica completa diciamo, del percorso di malattia in tutti gli stadi. Quindi grazie. E grazie anche per aver ricordato in più punti, specialmente in quest'ultimo caso, l'importanza di valutare il braccio di controllo degli studi, in particolare degli studi registrativi, perché i giovani che lavorano con me lo sanno che è un tema che mi sta molto a cuore. In un'analisi fatta qualche anno fa abbiamo documentato che spesso purtroppo negli studi registrativi il braccio di controllo è subottimale rispetto a quello che potrebbero fare quei pazienti come miglior trattamento, e questo chiaramente pregiudica un po' l'interpretazione del risultato e anche è eticamente a volte molto, molto discutibile. Quindi grazie per aver sottolineato questo aspetto. Per motivi di tempo, visto che sono le 6 passate da qualche minuto, lascio la parola a Marco. Non vedo domande in chat. Una c'era e ho visto che hai già risposto tu Ho per iscritto. risposto, sì, una domanda sulla Lynch, ho risposto velocemente, così trovate la risposta in chat. Anch'io ringrazio Sara soprattutto per quest'ultimo caso, su questo setting del castration resistant che è estremamente variegato, è estremamente anche complesso da gestire, e di nuovo richiede, in un setting dove non lo facevamo o non pensavamo fosse necessario fino a poco tempo fa, di nuovo la multidisciplinarietà.
la radioligand therapy richiede il medico nucleare, la valutazione, i setting giusto per poterla somministrare. C'è tutto il tema della personalizzazione, c'è il tema della scelta dei trattamenti e delle strategie. Mi piace moltissimo perché si ricollega a quello che ci dicevamo prima. Spesso abbiamo dati di studi su cui ci basiamo per le nostre decisioni che provengono da epoche in cui i trattamenti che venivano fatti in precedenza erano diversi da quelli che facciamo oggi, per cui tutto il tema dell'anticipazione e di Embark di prima porterà ad un cambiamento in quelli che saranno pazienti probabilmente futuri. Non torturate mai gli studi per farvi rispondere alle domande che voi avete oggi e che non sono le domande a cui rispondevano gli studi, perché altrimenti state facendo quelle che si chiamano delle castroaure dalle nostre parti, quindi delle castronerie, e basta. Credo di non aver aggiungere altro perché siamo stati, credo, molto ampi, ma anche molto veramente precisi, Sara, puntuali con i take home messages, e con le indicazioni, per cui io da parte mia ti ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e prima di lasciare un saluto finale a Massimo, ricordo che gli appuntamenti di Onco Club proseguono, ricevete regolarmente tutte le indicazioni dalla mail di IOM segretario con tutti gli appuntamenti, quindi seguiteli, tra 2 settimane ce n'è un altro sempre sul tema geniturinario e parleremo di rene e vescica, per cui insomma continuate a seguirci. Grazie mille. Grazie, niente, io grazie Sara, grazie Marco, io saluto tutti e porterò in direttivo sicuramente un feedback positivo su questa iniziativa che IOM Giovani ha voluto, perché oggi ho avuto la conferma che veramente si tratta di appuntamenti interessanti. Quindi grazie anche ad IOM Giovani. Buon pomeriggio a tutti e alla prossima. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie.